La sfida di Coppa Italia, vinta per 4-2 sulla Lanusei, conferma il buon momento attraversato dalla Nuorese. Pur avendo mandato in campo una squadra con tante novità e alcuni giocatori all'esordio, la Nuorese ha dimostrato di avere una filosofia di gioco che prescinde dagli interpreti. Dopo un primo tempo di rodaggio, nella ripresa, anche per l'ingresso di Alonzi e Veracchi, la Nuorese ha cambiato passo. Prima ha recuperato il gol di svantaggio siglato nel primo tempo da Pili, uno dei tanti ex della sfida, andando in rete con Alonzi ben servito da Del Sole. Poi ha messo la freccia siglando il 2-1 sul rigore col capitano Bianchi, ma la Nuorese non si è fermata realizzando altri 2 gol con Pugieddu e Cadau. Inutile il secondo gol di Pili. La Nuorese ha smentito chi pensava che la Coppa Italia sarebbe stata snobbata. In effetti rappresenta una competizione che può complicare i piani di squadre che abbiano ambizioni di vertice o che debbano salvarsi. Ma alla fine è prevalsa l'idea che quella che per un gruppo che si sta formando e che vuole crescere non ci sia niente di meglio delle vittorie per dare entusiasmo alla squadra e ai tifosi. E l'impegno messo ieri contro la Lanusei è stato premiato. Adesso la squadra si è rituffata nel campionato, domenica si fa a Muravera contro una formazione ostica che vorrà conquistare punti salvezza, ma la Nuorese vista contro il Lanusei è capace di compiere l'impresa.